Paolo Pizzolato, prima il Veneto. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Paolo Pizzolato, che lavora nel ramo bancario, rispetto alla rottamazione delle cartelle, i sindaci, l'azione del governo, lei come la vede? Io dividerei questo titolo in tre parti. Da una parte ci sono le persone che pagano regolarmente le tasse e che riescono a pagare completamente quello che è dovuto. Da un'altra parte, la parte in mezzo, ci sono i furbetti del quartierino che solitamente cercano di trovare una escamotage per non pagare le tasse. Non dimentichiamo però che noi abbiamo diviso fino adesso due gruppi: le persone che non hanno pagato le tasse e questo mini condono potrebbe aiutarli, i comuni dicono sì, i comuni dicono no. C'è un'altra bella fetta che non riesce a pagare queste tasse perché messi in condizioni di tassazione da questo paese nell'impossibilità di pagare le tasse. Io ho persone costantemente, giornalmente, mensilmente, annualmente, che vengono a chiedere aiuto, che vengono a chiedere affidamenti, che vengono a chiedere prestiti, proprio solo e esclusivamente non per far fronte a crediti derivanti da acquisto di automezzi, di macchinario, cose di questo genere, ma proprio per il pagamento delle tasse. Giustamente sentivo prima che parlavamo di tassazione, dove il nostro paese è esasperante a livello di tassazione. Probabilmente deve essere o il primo o il secondo a livello mondiale per tassazione nei confronti delle aziende e delle ditte. Se lo Stato ha inventato questa cosa, ben venga se vuole cercare di portare a casa qualche briciola, però sinceramente dico che non è questo il sistema di portare a casa soldi. Il sistema di portare a casa soldi era quello di prendere le multinazionali che vanno a pagare pochissimo perché hanno esportato la loro sede all'estero, Belgio, Lussemburgo, quello che volete, e cercare di non colpire sempre i soliti cittadini, perché ripeto, anche qui in mezzo con questo titolo ci sono i furbetti del quartierino che attendono queste cose e non è giusto, come dicevano giustamente i sindaci prima, far pagare rispetto al cittadino comune a queste persone qualcosa di meno. Per carità di Dio, che poi si tratti di interesse, si tratti di mora o cose di questo genere, può anche andare bene pur di portare a casa il capitale, ma bisogna anche tentare di capire come avvengono queste cose e soprattutto perché questa terza ondata di persone, quelle che non riescono a pagare le tasse, debbano trovarsi in questa situazione ogni anno e debbano sempre chiedere credito alle banche che non sono più quelle di una volta, perché l'Europa ci impone di non dare più crediti come una volta. Piccola parentesi, all'interno delle banche c'è gente che non riesce più a pagare i mutui, i tassi, i tassi, i fidi, quelle cose lì. Noi cosa facciamo? Male che vada, bene o male, la persona viene messa a sofferenza. La persona viene messa a sofferenza e le sofferenze vengono cedute a quelle società di recupero crediti che poi portano a casa il 40 o il 60% perché noi vendiamo questi crediti, diciamo, a queste società da parte dell'utente. Però il 40, il 60% bene o male viene portato a casa, però all'interno della banca vieni sporcato quando non riesci più a pagare, resta traccia, tu non puoi più andare in un'altra banca a chiedere crediti o chiedere mutui. Qui, se qualcuno paga queste cartelle, giustamente come il sindaco prima diceva, non viene sporcato, diventa uno dei furbacchioni che riesce a pagare un qualcosa a livello di capitale, non paga più la mora, non paga più gli interessi, e effettivamente per lui va bene questa cosa qui, perché poi riprenderà il ciclo e potrebbe essere che fra 5-10 anni riprende sempre questa cosa qui, che sia una persona privata, una persona, però almeno noi, per quanto ladri possiamo essere considerati a livello nazionale, perché le banche dicono che siano ladri, sinceramente non ho mai rubato in vita mia, però queste cose qui almeno lasciamo un po' di traccia, che vengano sporcati anche questi se sono i furbetti del quartierino. Se ne sta parlando forse troppo di Matteo Messina Denaro, ma d'altra parte sia pure dopo 30 anni l'hanno preso. Allora, per esempio Pizzolato ha lavorato a Campolongo, è stato a Campolongo che era diciamo, il regno di Felicetto Maniero e della Mala del Brenta. Questo c'entra in qualche modo nelle dinamiche della malavita organizzata? Ci sono analogie, ci sono anche lì dei boss ovviamente. Guardi direttore, io mi collego a quello che ho visto in questi giorni in televisione, applauso ai carabinieri, bravi eccetera eccetera, così, però sinceramente mi collego anche a tutto quello che ho sentito nell'arco di una settimana da parte di tanti veneti. Parlo di tanti veneti perché logicamente sono vicino al Veneto e non all'Italia, proprio perché tanta gente è scettica e perplessa di tutto quello che è accaduto.
non credo assolutamente a una briciola di questa storia, perché dopo 30 anni con satelliti che vedono una formica per terra, non sapere che una persona abita a 200-650 metri dalla sede della DIA, eccetera, eccetera, per me è una cosa dove stiamo passando un po' per ridicolo. In ogni modo non importa, facciamo finta che in 30 anni lui sia stato bravissimo e facciamo finta, ripeto, di credere una cosa del genere. E che sul fatto che non abbia pagato le tasse siamo tranquilli su quello. Io ricordo dei momenti molto delicati per i quali certe volte ho anche difficoltà a parlare, però essendo una persona anche di coraggio parlo, dove all'interno del mio istituto di credito a Campolongo Maggiore noi detenevamo i conti correnti e la cassetta di sicurezza di Felice Maniero. Chi operava all'interno dei conti correnti non era logicamente lui, che era nel fulcro e nel pieno, diciamo, della sua padronanza territoriale, ma c'era anche e soprattutto la mamma che operava all'interno della cassetta fino a quando poi non è morta. La cassetta è stata aperta dalle forze dell'ordine, come al solito, che ti arriva l'ingiunzione di apertura dopo anni che non si vede più la persona, e dentro logicamente non è stato trovato nulla. Però ricordo con momenti di sconforto in certi istanti, quando venivano all'interno dell'istituto, che sapevamo perfettamente chi erano, lo sconforto e quello che non riuscivi a fare, che non potevi fare, perché dovevi anzi stare molto attento come ti comportavi. Non dovevi stare attento come ti comportavi solamente e soprattutto nei loro confronti, di queste persone, di questi personaggi, ma anche di tutto l'ambiente che ti circondava, che logicamente era gente molto vicina al territorio e gente che temeva eventuali ripercussioni, chiamiamole così, ed è un termine anche abbastanza buono. Oltretutto, oltre a essere stato dipendente di questo istituto di credito, io a quell'epoca ero candidato sindaco nel comune di Campolongo Maggiore, dove mi sono trovato di fronte a una realtà che sinceramente, essendo da Mira, pensavo fosse completamente diversa. Guai a parlare nel territorio di Felice Maniero, guai a parlare delle attività o anche scherzando qualche barzelletta o cose di questo genere, perché per lui era visto come una persona che in quel territorio faceva del bene, dava conforto alle persone, faceva un qualcosa che era contro altri cattivoni come lui, ma mai contro la popolazione, per cui queste cose erano tabù ed era una cosa di cui non potevi parlare. Adesso si è un po' attenuato nel corso, ripeto, circa 20-25 anni fa sto parlando, per cui ricordi che ho ancora dentro la mente, che cerco di esprimere, non dico con difficoltà, però certe volte con un po' di titubanza anche. Essere consigliere comunale che venivi da fuori, che avevi il coraggio di candidarti a Campolongo perché il movimento, il partito di quell'epoca ti aveva chiesto di fare uno sforzo e di allontanarti da Mira, ci sono chilometri di distanza, non è stato così facile. Incontrarli nelle periferie e in alcune frazioni dove logicamente la gente difendeva questo tipo di attività e questo tipo di icone e di simboli per il loro territorio, non era facile parlare con la gente o scontrarsi anche a livello di interviste quando te le facevano con queste tipologie di personaggi. Ripeto, se adesso si è un po' attenuato, c'è ancora gente radicata con la propria età, con il proprio passato, diciamo, che ancora adesso continua a non parlarne o ha difficoltà di parlarne, per cui capisco questa gente che è potenzialmente, diciamo, radicata nel territorio, aveva paura di questa tipologia di attività. Però non dimentichiamo, e finisco poi, che questa mafia qui, anche se in questo momento quella siciliana lascia un po' a desiderare, mi permetta questo passaggio pesante, direttore, non dimentichiamo che in questo momento la 'ndrangheta calabrese si è infiltrata nel Veneto in una maniera che forse nemmeno immaginate, perché noi in banca la tocchiamo con mano. Quando la gente non possiamo prestare i soldi, loro vanno da usurai o da personaggi che lasciano molto a desiderare, e noi queste persone non dico che le conosciamo, ma sappiamo perfettamente chi sono. Non dimentichiamo il comune di Eraclea, cosa è successo, non dimentichiamo che a Aosta il consiglio comunale è stato sciolto per manifesta collusione con la 'ndrangheta, per cui questi signori sono venuti nel nord e in questo momento anche nel territorio veneto ve l'assicuro che all'interno delle aziende stanno facendo cacao, incorporandole, minacciandole, acquisendole in una maniera che nemmeno avete un'idea. Allora chiudiamo con Pizzolato. Pochissimi secondi per quello che mi resta di tempo, ringrazio. Prima abbiamo parlato dell'Ucraina, mi faccio io l'argomento. Avete mai chiesto agli italiani e ai veneti se sono d'accordo con questo intervento che noi abbiamo fatto? Questo intervento da schifo
che noi abbiamo fatto? Perché guardate che noi siamo un popolo in guerra in questo momento e gli italiani, i veneti, non hanno mai chiesto di entrare in guerra. Abbiamo dato 200 milioni all'Ucraina per pagare gli insegnanti dell'Ucraina, quando i nostri pensionati viaggiano a 580 euro al mese di pensione minima. Abbiamo detto prima i razzi per difendersi, eccetera, eccetera. Abbiamo mandato anche cannoni, e i cannoni sono armi offensive, per cui noi in questo momento siamo in guerra, NATO, non NATO, eccetera, eccetera, premesso che la NATO è veramente una cosa che sta devastando completamente l'Europa. Noi ci siamo inimicati delle persone con i quali anche la mia Riviera del Brenta, viaggiando con le calzature e lavorando con determinate produzioni russe, purtroppo sta facendo in maniera sta economicamente crollando, per cui guardate che gli interventi sono stati fatti dal governo antecedente e da questo sono veramente una cosa atroce nei confronti del popolo italiano e nei confronti del popolo veneto. Io vorrei che la sua redazione facesse un'intervista a qualche veneto un po' di percentuale per sapere se sono d'accordo, come è successo, di aver fatto questa guerra con l'Ucraina, diciamo di dare questi aiuti all'Ucraina, però aiuti che sono fatti in forma di guerra. E se viene Putin qua? Intanto Putin bisogna vedere se viene qui. È un eufemismo, ecco, capite quel che voglio dire. Noi non dobbiamo fermare Putin, noi dobbiamo fermare tutto, ma sapere anche che il popolo italiano, il popolo veneto va difeso. Noi non dobbiamo preoccuparci di fermare Putin, dobbiamo fermare anche l'Europa Zelensky, intera. perché nessuno ha mai parlato che di Zelensky quando ha fatto i 14 anni di guerra e di massacri nel suo Donbass. Questa cosa qui non è mai venuta fuori. Lui è il buono che viene fuori anche a Sanremo, cosa da far vomitare.